Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Bachisio Pira pone mesa boghe e boghe in su tenore Mialino Pira de Bitti, uno de sos tenores prus attivos a livello internazionale, chi vanta tournée per su munnu e collaborazioni con diversos artistas del world music, jazz e teatral musica sanzenas. Bacchisio faedda con Bustiano Pilosu de sa poesia in limba sarda e de su cantu. Sa passione sua, a banda de su canto a tenore, è proprio sa poesia. Massimo sa poesia cantata e sa poesia a bolu, chi è po' issu una de sa maneras de cantare a tenore. Parisi, chistionana a sube commente sa poesia data l'infanò a su tenore e a dogna cantata. Po Bacchisio, può essere un cantatore onu, uno chi pone de oghe teppe d'essere vinzas appassionato de poesia e conoscere e imparare a memoria poesia almeda, po da poter cantare in sal mezzo manera. Iscultate Boscomo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Bacchisio Pira. Bacchisio. Salute. Bacchisio Pira, noi ti classificammo in questa occasione come mesaoghe e boghe puru de su tenore Mialino Pira de Bitti. Però se finza su un amico, un appassionato di poesia e innanti il de questa regionata che non facciamo come vemmo su giocando che sa poesia mentre vende ottavas e gai. E queria cominciare questa regionata facendo proprio del suo rapporto tra sa poesia namusu, sa poesia sarda e su cantico a tenore. Che tu sei appassionato, mi pare, che desuno e desattera pure. Ma la poesia nasce da emetta. Damo dessa poesia estemporanea. Noi che nasciti su 896, ma che non l'hai impiegata su palco con Pedro Chimpirastro su 96. Però su tenore e sa poesia uno non potete che ne satiro, namos. Proite, abbiamo visto le garas poeticas, sono accompagnato dal suo tenore e su tenore canta poesia. Naturalmente su cantatore, namos. Canno cantata e separa sa poesia. Però non si posso occasione. Uno cantatore buono che noi sa pesata si torrata, che hanno chiamato certo sarreiono particolare. Se noi andiamo a cantare tennisco a Urune, in Urune, su cantatore, deve cantare tennisco una poesia. Sino attiro, o dedicata su Carmino, o dedicata su Cossur, o di un poeta Urune. Commente un altro se andiamo a un'altra idda e sa matessi cosa. E non che inviti? Inviti si canta su che non viene da conca. In suo senso che noi il vizicheso non siamo obbligati a cantare. Su schiene da ora lo devono cantare. In questo senso lo sanno. Su tenore viene da fora. Non è che sto obbligato, però andiamo su questa è una moda, sino attiro. In questa regione torniamo a gara poetica. Questo è scanno. Quando comincia, quando anche in sesordi os poetas, sembra che sia su miracolo, sa prima cosa cantano sa poesia o su miracolo sono di Giorgi. In questo caso un momento, un'ottava di Bernardo Zizzi, del su 1983, mi pare che e tu non ero malo di Abba, e cominciai a fare che goi, in sospalcos, cantenne a manca e a destra, giro isola nostra, avventurieri. E soggetto su nostro mestieri a notte il desereno ed è tempesta. Ma oe, santo Giorgi cavalieri, sa era la mantesa tutti festa, e pare promettinne in questa zona che prosagara che notiona. Belle, vedi, te sta barrata in conca, tu tenes una buona retentiva. Mi resta attaccato, a parte che mi piace proprio la poesia, sono appassionato proprio, non solo della poesia, però la poesia estemporanea è una cosa che mi spiace dai minore, biannaia po dai minore intende su poetas. Proprio mi piace Galucomo, come che poetas binna pacos, una verità. Però mi piace, lo leggo sul libro, ma un libro de Cupeddo, de Pirastro, de Contini, de Antonio Piredda, de Gavino Piredda, di tutti i poetas. De Soggio. De Pepe Soggio, naturalmente. Magari qualche cosa di Peppino Meriu pure la sa te. De Peppino Meriu, ma te tutto, questo semmo, però... Sono improvvisatori. Sono improvvisatori. Quindi Raimundo Piras, Barore Sassu. Barore Sassu, Barore Tuccone,
parole di come. Certo, sotto canto. Ende cantas ti gustas quando cantas chi su tenore? Certo. Del mondo piras, mettas, ma binal de tuccone, de cupeddu, de tutto sospetta. Sa chi tiene ta conca, cantas. Talmente non si metta de mettar via e non si scale cantare. Che su tenore tiene questa qualità, no? Che quando tu cominzas a cantare, tu l'hai nato innanti, no? Che uno decide il suo momento. Certo. Ite cantare. Non è come un altro tipo di musica che tiene de potonare. Musica e paraulas sono già crovadas a pare. No, ragazzi, su canta tenore è differente. Uno che hanno arsiata su palco, magari io che ti devo di cantare un'altra canzone, cominciate a cantare e ne cantate un'altra. Che il mantesi in conca cussa, il venite in conca cussa come. Noi che tu hai una... se fa che in un concerto e naras come a chi muscusta canzone, poi a chi muscusta. No, ragazzi, è una cosa particolare del suo tenore questo. Ma è questo lo vagide sfinza che su tenore sia tu e sia Arcangelo Gai. Certo. Assumate, cioè, è una cosa che vagide il finza si sente fuori in palco. Sempre. È una cosa normale, cioè che Leonagare canta su tenore, non è che già in ti la petti in questa poesia, mettere via sti petti in una poesia e tanno naturalmente canta scussa. Ti narrano tenisco canto una poesia de Peppino Mereu e tanno canta sa Peppino Mereu, o ti narrano una poesia de Barone Sassu e canta una poesia de Barone Sassu. Ma se tu andas a cantare giù che si inconca di cantare una canzone, a chi canta poche notte, noi che già a cantare. La prima cosa che tiene ta conca, naturalmente poesia. No, ma è il bello questo fatto, ma non può atteru. Che a grenare proprio che su cantare a tenore vinzasi in palco, poi è il meda legato a questa esperienza o ripetiti in qualche maniera quasi in tutto questa esperienza di su cantare che su scompanzol, no? Certo. Che in una situazione che tu abbai da sa gente saida su logo, canta gente bada, che è di sti scurtende, e mancare di alza da conca appunto, cosa al differente. Intende tanto tenores che andiamo a cantare come uno particolare a conca, sia Nicola Pira di Orgosolo per esempio, uno grande de cantatore, che esse accostumato a presentare queste canzoni particolari. E esse che hanno cominciato a cantare, la poesia la deve cantare tutto, che se no non vale questa poesia. Gai mettere via, diamo scare il fa che noi su Mattissi, solo che mettere via questa poesia è troppo lunga e non viene bene la cantare tutta. Ma zio Nicola di questo non de tenere conto, certo. Si la deve cantare la canta, si sosattero sono ispettendo su turno, certo. Gana di settare. Certo, però Rotinagher è una cosa particolare adesso cantanti del sostenore naturalmente. Ecco, prima di tutto che uno che canta deve scrivere poesia. Su una cosa non hanno che ne esattera. Noi che tu hai una bella occhia e si cantare noi che poesia non a governare, che non potresti cantare sempre a duro sia Mariola, non hanno bene. È importantissimo questo concetto che fa che parte della cultura generale del suo tenore. Certo. Ma chi da una ida sattera poi cambia pure, che certo. Non sono tutti salbiddas che tengono questo atteggiamento sopra la poesia, sono cantatori. Ma vina sa sente mettere via, non abbai tagliata manco a sa poesia che canta, non a sa poesia che canta, abbai intenia sa occhia, è bella occhia questa. Ma invece da muscare a tutto, perlomeno io lo devissi, a sa poesia e a sa occhia. No, ma l'ho notato da esempio che vada a già cantare la poesia del poeta al BTK. Certo, questo è senz'altro. Ma io isco per esempio, è un momento che ne vuol minore, che questa poesia, questa la canta io a Battore Tonnino per esempio, sempre. Battore Tonnino è un grande cantatore di Sicheso su Mattissi. E questa per esempio, questa la canta io a Antonio Bossicheddu, un altro cantatore. E dai cursus in che la sarvoche spuro. E questo è un'altra raglia pure una camminera differente che due. Praticamente a uno che ruba questa poesia imparate salgaras, a legge dai sul libretto, sul libro, a un'altra la bessa poesia connota dai su tenore. Dai su tenore, certo.
C'è una maniera di conoscere questa poesia proprio chi est colata in intro de su libro de su tenore, no? Proprio Gai, ma su tenore, ma infatti io mi sono pesato cantando a tenore, che andiamo cantaiamo tutto, cantaiamo a babbo, cantaiamo a manneddu, cantaiamo a armeasa, cantaiamo tutto, canta frate mio, canta fratello mio, canta nel ponte mio, dunque cantiamo tutto. E dai minore che Leonardo canno sia a giro, si intennia a tenore, devia entrare su silera all'interno, che mi piaghiat. Ed è cosa abbiamo imparato noi, sì. Una scuola banna questa este. Torniamo a quella regione che abbiamo leato che no, Martano. Però tu, secondo chi è cantaiata, ben traia, secondo chi è cantare non ben traia al manca di tenere. E beh, batta tenores e tenores. È certo che il gai. Se ti piaghi so che entrai al di sicuro. Invece lo tenore, noi che in tutto buono, ossia una verità. Vai a tenores e tenores. Si intenia se tenisco cantando a Sio Battore Tonnino come in tipo nanne e sa companzia sua ben traiasa. Se ne tenia satero so. Ti piaghi a su matessi ma noi sa matessi cosa, che testa. E poi bisogna, come intendonzi cosa, bisogna sul gusto personale. Sì, questo sta banna, ma sul modo di cantare di uno non credo che non è uno. Cada uno ha il suo modo suo di cantare come tu hai, lì che canti a mie, che salvo che sono tutti differenti, che cada uno canta a moda sua, chi è mensus, chi è peuso, però sul modo di cantare scusso, la vistichesa è scussa. E basta a chi piagete e a chi non piagete. E per questo è una sfida pure questa, che non narrano su questo modo di cantare piagete pruso, so che de Bustiano arrasta il modo di cantare, so che de Bacchisio canta bene anche ma non è scuotato, ecco, sa cosa il gai. Si creano in intro di una idda. È certo, penso che sia gai in dolce idda, certo, penso. Ma noi giustamente lo dobbiamo scontare questo fatto, che in ambiente del tenore va discussione meda certo. sopra sul valore, il nome del cantatore, della scantata. Ma vino di tutto questo no, del basso, della scontra, del mesuoc, di tutto. Non è una guerra, ma tipo una sfida, a narrare, gai. Sì, vado una giusta competizione certo. italiana, non mala, attenzione. No, è in buono, sempre, però certo. Nara in curdos che studiano che a volte si oralità se non veste tutto il mondo orale, sempre questa cosa nasce quasi desesi in ogni situazione, e tanto è il giusto che vi sia di noi che pure. E non guasta pure, No, credo che Azua è da mezz'orare pure. Certo. Senz'altro. Azua da mezz'orare. E di questa esperienza che su tenore mi all'inupira, e te è stata questa esperienza del formato gruppo, un gruppo stabile che ha cominciato a girare e gai. Beh, insomma, è stata un'esperienza buona. Naturalmente io cantai dai prima, abbiamo fatto su tenore Diego Mele, adesso sul 1980, che Dalleggio e Giulietto De Logo e Salvatore De Montes. Poi per varie cose, in 90 abbiamo avvocato a capo e non abbiamo cantato più. Ammentamos che Diego Mele. Diego Mele è un poeta vistichese, è un prittero e un grande poeta puro, naturalmente. Che le abbiamo dedicato su tenore noi. Sempre stornando con Darrio di queste persone. E poi dai su 90 Kimbe, poi è stato Gai, un pacco, non che ne cantare, che ha sempre scantato, però che ne gruppo la muo narrare. E nel 96 Omar mi ha cercato, Omar e Marco mi hanno cercato poi a che parte del suo tenore mi all'inupira e che mette a piacere che in piscino che io sono in piscino in confronto a me. Tu adesso canto 66. E spizzino due pure, confronto a me. Tu è pure, noi che mi sanno ormetta, Meninghe 8 mi pare. 8 anni. No, è che e poi la cosa mi spiaga di sicuro, a parte che mi compare mio Gianfranco che mi su Vedales, però una novità su tenore, un tenore del Sovano, non può bello andare in cara, ma è un bello tenore, ed è un bello tenore. E poi insomma è stata una cosa differente questa,
mentre che prima imus un tenore quasi de companzia la musanars come te. Costiti, sente che io non lo sconoscia. Certo. Sconoscia po' Gaia. Però noi ti siamo fatti cosa da cantare che in Giolieddo o che in Salvatore o che in Dalleddo. E abbiamo fatto questa esperienza e sta andata bene. Una bella cosa. Siamo 26 anni, spero che stiamo cantando nel paese. Non mi sono costato, però insomma è stata una bella esperienza a Bilo. E casa girato messo un mondo. E che ne sono messo? Brulante, naturalmente. Comunque è stata una bella cosa. Ma sul continente tu lo sai girato? No, Australia no. Bol manca, tocca a te organizzare. Troppo a largo un chetti, non siamo andati. Non vi siete andati. Dai, è bello però che si sapere con noi tu da scultura, c'è un'occasione sì. Vinza può conoscere il mondo, no? No, e soprattutto Vinas come te anni tu però conosci cultura differente da essa nostra, modo di cantare a differente. Che momento io so più che mi resta in conca questo modo di cantare dessas bulgaras, che sono canto de eminas, ma un modo eminas che hanno occhi eccezionali e modo di cantare proprio particolare, bello. Veramente bello. È originale. Originale, naturalmente. Sì, la sapentesa al Giubur mi è capitato da Boiaremmus Parisi e a Barras a Bucaberta. Come in te issa mancare... No, a certo, hai saputo sul canto di spiago, su tenore. Su tenore pure piaga. Certo. Ascolta, una domanda, il su tempus, questo tenore ostro, ma in generale vinza su tenore, in bitti, e sta barrato chi canta da... esteticamente la su che è scambiato, si è adattato, è screschido, ammezzorato, ad impeorato, come ti tal fatto? A livello del canto mezzorato potete essere stato sumatissimo, è su modo che è scambiato un pacco. Ma torniamo a Cudarrino che tipo anni prima, è scambiato dai sarvocche su modo. Che su tenore si attacca a socche. Si cambia socche e cambia su tenore. Salvo che prima in differenti, cantano più lentas, per esempio. Ma mentre, per esempio, una grande persona, lo che gli ho come l'ingegnere Calvisi, Francesco, ha fatto un occhio particolare e un modo di cantare differente da tutti i altri. Giraiate questa girata che abbiamo noi, no? I Sauche Notte, di una maniera particolare. Bella sicuramente. Però tu come dai canno cantaiamo tenisco babbo o canno cantaiano sull'anziano sicuramente a come hanno cambiato. Ma fino a sostenere che bisogna come cantare, se tu intendi registrazione di anno fa che te a come questa cosa è cambiata. E questo ti queria certo, magari, ma pruite, secondo me è una cosa naturale, che sicuramente i sotticentos cantaiano differente da su Chimbanta e su due missa cantiamo differente da su Chimbanta e su due misse Chimbanta a cantare differente da come. È importante, che su due misse Chimbanta siamo cantando gallo però. E che siamo noi il duo. E noi il duo, certamente. Grazie a te. Grazie a Sabero di questa regionale. Grazie a te. Azis ascoltado Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Vonne, cantato da su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.